Marcello Anghereddu, vittoria nella finale playoff regionale contro il Tempio, 1-0, la decide Sarrizzo a metà della ripresa, una parete equilibrata, ma nel computo delle occasioni le vostre sono sembrate più nitide. Sì, partita equilibrata, partita un po' sporca calcisticamente, tra virgolette, ma si sa, la posta in palio è alta e quindi bisogna gestire un pochino il fattore emotivo in queste partite, e il fattore emotivo poi si ripresenta nelle situazioni di campo, si perde lucidità, non si ha magari la padronanza che si ha di solito nel giocare e quindi tutto questo insieme non ha tirato fuori una gran partita. Abbiamo avuto occasioni importanti al primo tempo, potevamo probabilmente sbloccarla, ma ne hanno avuto anche loro. Sono una Sì. squadra molto forte, una squadra difficile da affrontare e infatti ne è venuta fuori una partita di calcio vera. Marcello, tra l'altro il fondo del campo probabilmente a voi ha pesato tra virgolette perché voi abituati al sintetico, anche se poi avete fatto degli allenamenti in erba naturale, però poi alla fine i ragazzi correvano, dopo l'1-0 avete difeso bene, anche perché questa è la 23esima volta che non subite il gol in 31 gare. Sono numeri importanti, sono numeri che non ci hanno portato al risultato pieno in campionato, ma che poi oggi, ad esempio, il non subire gol ci ha dato la possibilità di superare il primo gradino e poi adesso andremo ad affacciarci a una nuova realtà. Ma la cosa importante è che questi numeri li ha ottenuti un gruppo di ragazzi importante, un gruppo di ragazzi forte che merita oggi di gioire, di festeggiare perché se lo sono conquistato con difficoltà e lavoro. Marcello, la vittoria nella finale playoff un po' attenua, diciamo, la delusione tra virgolette della mancato successo in campionato, perché comunque siete ancora in ballo per il salto di categoria. Insomma, la delusione del mancato successo si può avere se tu perdi all'ultimo minuto, ma noi eravamo già consapevoli a un certo punto della stagione che probabilmente non avevamo quella forza per poter competere poi col Budoni che non ha sbagliato un colpo. Di conseguenza ci siamo dovuti riorganizzare con diverse difficoltà. E con difficoltà, siccome, come ho detto prima, ho una grande fortuna di allenare ragazzi seri, ragazzi integri a livello morale e di avere uno staff fortissimo che augurerei a qualsiasi allenatore. Avendo queste componenti abbiamo ottenuto un altro traguardo importante, prima volta nella storia del Monastir. Ecco, infatti, come vi proiettate in questi spareggi promozione? Con quale convinzione, con quale stato d'animo? L'ambizione e la convinzione sono le cose che ci hanno portato fino ad oggi a avere un secondo posto, andare direttamente in finale, playoff, vincerla, ottenere numeri importanti, fare prestazioni importanti, fare 23 partite senza subire gol. Quindi continueremo su quella strada. Ambizione, convinzione e serenità, che questo è il terzo aspetto. Purtroppo non possiamo averla sempre per diversi motivi, ma dobbiamo ritagliarcela noi, dobbiamo essere bravi noi un pochino a regalarne un po' ai ragazzi. Marcello, avevi un po' di dubbi sulla prestazione della squadra per il fatto che comunque da un mese non giocavate una gara ufficiale? No, non avevo dubbi. Non avevo dubbi e anche il fatto che hai detto prima della superficie, noi quest'anno abbiamo giocato 5 volte in erba, 5 volte abbiamo vinto e non abbiamo subito gol e tutte e 5 con squadre molto forti, perché il Tempio di oggi è una squadra molto forte. Diciamo che tanti dei tuoi giocatori poi ci hanno giocato in questa superficie. Sì, quindi... sì, infatti, ma dobbiamo, se vogliamo crescere, perché poi la maturazione si ottiene quando si va oltre gli ostacoli, la maturazione si ottiene quando non ci si ritaglia degli alibi e quindi quando si riesce a essere più forti di queste cose si diventa squadra forte, squadra matura e ci si toglie le soddisfazioni. Marcello, quando studierai gli avversari prossimi laziali degli spareggi? Già sbirciato qualcosina, abbiamo già sbirciato, mi hanno detto Civitavecchia ha vinto con la Maccarese, oggi Sì. o vince. La Maccarese la seguo dalla scorsa stagione perché ho interesse, perché oltretutto ha perso lo spareggio per la vittoria del campionato col Rieti, Dove c'era Sarrizzo? dove c'era Sarrizzu, conosco un pochino, li ho seguiti così, ma è quello che devo fare, mi piace, Certo. lo faccio con grande passione e piacere. Grazie Marcello, tanti complimenti. Grazie.